poi in diretta da Mob Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. E allora ci siamo, grazie per la base, grazie mille, bentornati ogni giovedì, siamo puntuali come sempre in diretta sulle piattaforme di Io Compro Siciliano, quindi andiamo live in streaming e poi venerdì, sabato, domenica, lunedì ci trasmettono molte televisioni che noi salutiamo, quindi veramente TVM Teleionica, abbiamo Teleoccidente, abbiamo Studio 98, abbiamo veramente tante televisioni che ci ritrasmettono. Grazie per il successo, insomma, di queste, oggi è l'11ª puntata, incredibile, insomma, siamo andati oltre. Siamo arrivati, mancano 3 puntate perché finiamo il 10 giugno, poi se tutto va bene andremo anche in giro per la Sicilia con Sicily on Air. Saluto tutta la squadra del mio programma perché sono tanti che lavorano dietro le quinte. Fatevi sentire, fatevi l'applauso anche voi. Siamo in zona gialla ed è bellissimo, saluto i ragazzi del Mob perché siamo in diretta dalla Mob Palermo, saluto naturalmente anche Grazio Occhiali, la nostra ottica, il nostro partner, avete un'inquadratura in questo momento, grazie, hai visto il totem, grazie mille Ivan, gli occhiali verranno provati anche dai nostri, alcuni dei nostri ospiti e poi naturalmente E-Campus che è un altro... So qua, non mi avete perso, anche Campus, corsi di laurea, triennale, magistrale, insomma un altro partner che comunque conosceremo meglio. Io senza però il mio, come dire, accompagnatore musicale, perché ormai il successo di queste puntate, salve, buonasera, lei già è inquadrato col papillon, Io Compro Siciliano, entri pure, jingle per il maestro Vincenzo Biondo, collegatevi, applausi, come sta? Come la va? Senta, sì. Siamo all'11ª puntata. Chi saluto? Chi vuole salutare? Qualcuno a casa, qualche familiare? Ci segue, da Pavia. Da Pavia? Ciao Massimo, da Pavia. Veramente? Sì, perché veramente. ci seguono ogni dove, devo dire che noi anche poi... da Brescia. Sì, ok, stia zitto. Nel senso che noi poi... Partinico, deve ancora... Da Partinico. Allora, deve sapere che noi siamo live, poi la puntata viene condivisa e ci sono migliaia di visualizzazioni durante la settimana, quindi saluto naturalmente tutti quelli che ci seguono da ogni parte del mondo, perché Io Compro Siciliano viene seguito anche in Cina. Anche in Cina? Sì, mi faccio qualcosa... Bravo, mi piace quando lei comincia così, siccome dobbiamo andare i cinesi vado di fretta perché dobbiamo presentare subito gli ospiti perché ce ne sono tanti, voglio creare il parterre di questa puntata, i collegamenti, insomma le esibizioni, c'è un po' di tutto, il marchio è sempre siciliano. Siciliano. E quindi è con noi, è già dietro le quinte, dopo il grande successo, la vittoria tale e quale, incredibile, sono emozionato perché è qui, signore e signori, vittoria tale e quale 2020, ospite sempre pomeriggi di Rai 1, Lidia Schillaci, eccola qua! Ma buonasera! Sono felicissimo di averti qua in esclusiva grazie alla Gianfabio Production. Devo dire a Mario Fondarotto. Io sono felice, davvero felice di essere passi qua dal con salotto voi. di Rai 1 al salotto di Sicily on Air, insomma, dalla Rai alla nostra produzione siciliana, però tu sei una siciliana d'occo legata alle tue radici. Assolutamente sì, infatti è un onore per me essere qua, perché passare, come hai detto tu, dal salotto di Rai 1, però questo salotto è importante, perché la nostra terra va sostenuta, cioè in tutto, e Io Compro Siciliano è proprio il sostegno della Sicilia in tutte le sue forme. Senti, è bellissimo. Senti, è la prima volta televisivamente che noi insomma, ci siamo visti anche altre volte, perché tu poi tendenzialmente vieni in Sicilia per fare delle cose, sei in questo momento qui perché stai preparando dei progetti. Sì, se vuoi te ne parlo adesso, subito o dopo? No, Dai, dopo. Okay. Però io dico alla gente che ci segue in prima serata, in prima battuta in streaming, sulle piattaforme e poi chi ci segue in televisione, lei ha vinto tale e quale 2020 con delle performance incredibili. Lidia Schillaci, si accomodi. Grazie. E allora, continuiamo ancora i potenti mezzi di Sicily on Air e soprattutto di Io Compro Siciliano. Allora, andiamo avanti invece, già dietro le quinte, cambiamo totalmente registro, tesoro, perché insomma, attore di teatro, performer, fa molte parodie, lui è molto amato dai suoi discepoli, signori e signori, Giuseppe Giambrone, eccolo qua, jingle!
Sì, complimenti per la miss. Così, una cosina che- presa così a caso. dall'armadio. Bentornato Buonasera. live, Giuseppe. Grazie. Da quanto tempo? Assai, più di un anno, tant'è che la voce mi trema, diciamo che mi sto rovesciando, diciamolo pure. Non cominci così perché stasera si sarà apportato, credo, altri personaggi. Certo, sono nascosti per ora dentro di me, vogliono uscire. Senta, Sì. sei molto amato dal pubblico perché da Sì. molti anni, 25 anni di carriera. Una vuota, Gemia. 25 Quest'anno no, 30, 29 e mezzo. quindi Veramente? sì, 30 anni? Sì, quasi 30. Sono contentissimo di poterlo dire perché pare un piccerino, non è così. Non è così, non è perché così. si vedono già i capelli bianchi. Esatto, e la cosa mi piace perché somiglio molto a George Clooney, devo No, dire. insomma, Clooney, lasciamolo stare. È più peggio di me, è più peggio di te, assolutamente. Bentornato intanto dal Grazie, vivo, grazie. perché da morto, insomma, Da morto era no, brutto, era sì, brutto, sì, invece infatti. dal vivo ci piace di più. Esatto. Che siamo belli, guarda. Ti piace? Sì, Ti piace? Condividete perché c'è anche il fan club di Giambrone, Assolutamente. insomma tutti, come li chiami? Renato Zero li chiami Sorcini, Sorcini. tuoi? Giambrini. Zambrini, bene, accompagnamento per favore, grazie maestro. Vada. Mi faccio vedere la scaletta insomma di una prigna. Allora, devo dire, ecco, è già dietro le quinte perché spesso lavora con Giambrone, ma lavora con tanti artisti, con Ernesto Maria Ponte. È vero che lavori con Ernesto Maria Ponte? Sì. Con Manfredi Liberto? Sì. Con tutti. Lei è un'attrice meravigliosa, devo dire, Tiziana Martilotti. Jingle! Una meravigliosa! Eccola! Meraviglia! Allora... Siamo tenuti per mano. Quale onore, sono sei tamponata, posso toccare chiunque. Ecco, poi benissimo. Bentornata anche te dal vivo, tanti videoclip, però mancavi insomma dal Mi palcoscenico. manca questo palco, ti- manca a tutti onestamente, devo dire la verità, Sì. manca a tutti e questa è una grande opportunità, per cui grazie. Grazie mille. Vabbè, Tizia, ci parlerai dei progetti tra l'altro anche molto sociali. Sì, assolutamente, noi abbiamo la scuola, l'associazione culturale per ragazzi diversabili, corso di teatro e recitazione con Giuseppe Giambrone Che bello. e Daniele Restivo, quindi abbiamo tanto da Che bello, fate dire. l'applauso. Che belle cose. Che belle. Grazie Tiziana, prego, ti puoi accomodare, grazie mille. E allora continuiamo ancora con invece una giornalista seria, si occupa di enogastronomia, insomma è un personaggio, ma poi anche, io non so più se posso dire bella, che appena dico bella scatta magari, che so, la Perché non si polemica. può dire? Non lo so, perché ormai con sto catcalling, Ma nel no, senso, ma no. però è bella. Politicamente corretto, sì. Posso dire che è bella? Scusa, mi mandate il backstage per favore, posso dirti che sei bella? Tu lo accetti? Federica Terrana, lo accetti che ti dico che sei bella? Sì. Jingle! Un po' che dico io. Un po' di polemica per cominciare. Federica, benvenuta. Grazie. E allora, la Terrana, eccola qua, insomma, pubblico siciliano di Sicilian Air, insomma, parliamo ovviamente di prodotti siciliani, che io compro siciliano, il Made in Sicily, e tu di Made in Sicily te ne intendi oggettivamente, perché tra l'altro hai un sito molto importante, che possiamo dire www. Orogastronomico.it è una Così. testata giornalistica che parla di enogastronomia, quindi diciamo che mi trovo nel posto giusto al momento giusto. Brava, complimenti, stasera ho dato tutti fiorati, si vede che è arrivata la primavera. Mi sono sentita Giambrone, con il telefono, diciamo. tu che ti metti Sì. Organizzati. Benissimo, avremo modo di parlare di questo e di altri progetti con collaborazioni importanti, perché dobbiamo ripartire anche con grandi imprese siciliane. Ma adesso è il momento in cui proprio dobbiamo ripartire, dobbiamo dare proprio uno slancio, un rilancio di quello che è l'economia, soprattutto della nostra terra, dei nostri prodotti e ovviamente delle piccole e medie, ma anche grandi Sì, è vero, imprese, è vero. tutte made in Sicily. Bravo Federica Terrana, mi sei piaciuta. Per cominciare, per favore, una base per accompagnarla. Grazie. E allora, per cominciare questa trasmissione, il sipario, a parte gli ospiti che abbiamo presentato, dalla regia le luci che vanno sul maestro biondo. Potete creare l'atmosfera anche con le luci, ve lo dico sinceramente, perché voglio creare l'atmosfera, perché la puntata questa sera la voglio dedicare a un grande maestro. Luci a chi? Prego, maestro biondo.
abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene, quello che fanno e tutto gli appartiene. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non si scordano mai. Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Gesuiti, Euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Era un omaggio dovuto al maestro Franco Battiato che ci ha lasciato questa settimana. Lidia, ti chiedo subito, perché è intimo il funerale a Milo, in quella villa, maestro Franco Battiato, che per un'artista siciliana penso che sia un grande maestro. È un grande maestro, non solo come artista, ma secondo me come uomo, perché aveva dentro di sé, secondo me, un lato così spirituale, e nelle sue canzoni lo esprimeva, ma lo esprimeva proprio, ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato anche la speranza soprattutto, quello che non finisce dopo la morte, c'è qualcosa che continua, cioè lui diceva proprio non moriamo, si continua, e quindi lui è qua, È vero, lui è qua, è vero. Sicuramente da un'altra parte, più bella, però rimane, cioè guarda come rimane. Sentivo Giuseppe Zambrano che cantava canzoni, insomma, fa conoscere. C'è qualcosa che ti lega a Battiato? Vabbè, l'amore che abbiamo per lui e che abbiamo avuto e che continuerà, perché la cosa bella che lascia un artista è un patrimonio, tutto quello che può essere o una canzone o un monologo, anche di cabaret nel mio caso, eccetera. Cioè quello che riesce a creare l'arte è fissare una cosa che durerà nel tempo, quindi lui per noi, per tutti, anche per i posteri, non sarà mai morto. È vero. Tant'è che tuttora ascoltiamo musiche e canzoni di cantanti che non sono più da secoli, ma tutte le volte che li riascoltiamo è un rivivere quel personaggio, quel cantante, quindi Battiato non andrà mai via. Un applauso, grazie mille. A proposito di cose siciliane, noi vogliamo creare questa sera, visto che Zona Gialla hanno riaperto molti locali, fino alle 23,
perché il coprifuoco è stato spostato. Io mi collego col bar del Mob dove c'è Matteo. Ciao Matteo, buona serata. Ciao caro. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti. Buonasera caro. Benvenuti al bar del Mob per stasera. Senti, Matteo, tu stasera preparerai live un cocktail, visto che siamo in zona gialla, visto che riaprono le attività serali, visto che riaprono i pub, insomma, bene o male, via via 7 giugno 24, 21 giugno se Dio vorrà, insomma, coprifuoco non ce ne sarà più. Cosa mi prepari stasera? Matteo? Allora, lo prepariamo già ora, Vincenzo. Allora, il cocktail, come hai anticipato tu, è dedicato a una persona che purtroppo ci ha abbandonato questa settimana. Essendo questo un programma di musica, era doveroso dedicargli questo drink. Ed è un drink fatto non di contraddizioni, ma magari di gusti che nel momento in cui vi dirò gli ingredienti potrebbero a primo acchitto cozzare. In realtà, un po' come le canzoni di Battiato, non va giudicato al primo sorso, come le sue canzoni non andavano giudicate al primo ascolto, quindi abbiamo bisogno magari di 2 o 3 sorsi per riuscire a capirlo meglio, e nel momento in cui lo capiamo ci entra dentro e ci riesce a lasciare qualcosa, e spero di potervi lasciare una piccola emozione alcolica. Quali sono gli ingredienti principali? Gli ingredienti: partiamo da un centrifugato di nespole aromatizzato con della menta, è corretto con un po' di zucchero. Sì. Dopodiché andiamo ad aggiungere un aperitivo che mi sono permesso di preparare per voi a base di vino bianco di Grillo, che viene successivamente aromatizzato con degli agrumi, con delle scorze d'agrumi e delle spezie provenienti appunto dal territorio siciliano. Poi andiamo a dare un po' di tenore alcolico al nostro cocktail con del gin, Sì. gin all'interno del quale abbiamo anche in questo caso un limone siciliano, ma soprattutto abbiamo una forte aromaticità, e poi 2 gocce di angostura per aggiungere un leggero tono speziato. Perdoni, cos'è? Angostura. Angostura, me lo dica lei, che un cos'è? bitter aromatico. Sì, no, c'ho la terrana, visto che è esperta. Che cos'è l'angostura, scusi? Angostura è un bitter aromatico. Scusi, Voglio scavalcarlo. Matteo, no, ho capito, lei ha fatto da portavoce. Cosa ha messo per finire? Non l'ho capito. L'ultimo ingrediente era angostura, si chiama, è un bitter aromatico, che è questa boccettina qua che avete visto un po' sicuramente in Che tutti dolce, i bar, amara, qualcuno è ce l'ha. dolce, amara, cos'è? È un bitter amaro, che diciamo viene prodotto in Trinidad e Tobago, e ha la particolarità di avere ovviamente delle spezie sudamericane. Matteo, lei shakera, poi fa tutto, che dopo nel prossimo collegamento vediamo un pochettino cosa ha combinato, va bene? Ok, allora aspetta e ti shakerò live. Sì, poi alla fine quando finisce la puntata lo proviamo tutti, quindi preparane 4 almeno, va bene? Ok, Grazie perfetto. mille. Ci sono degli amici siciliani, ci sono degli amici che naturalmente ci seguono, magari non sono in diretta, non possono essere con noi qua stasera, però magari ci mandano saluti. Lo sai chi ci saluta? Lo sai chi ci saluta? Regia è pronta? Mi fa partire il saluto perché c'è un'amica che io ho seguito, ha detto che non poteva essere qua, però ha detto ti mando un saluto. Chi è che ci saluta? Prego regia, vi faccio vedere. Un grandissimo saluto a tutti gli amici di Sicily On Air da Siria. Ciao. Ciao Siria, un abbraccio. Siria, brava, molto brava, applausi. E allora, dicevo prima nel presentarti, è stata un'annata il 2020, nonostante è arrivata la pandemia e tutto quanto, però per te è stata magica, Sì, magica. sì. Regia, possiamo far vedere delle immagini, possiamo commentare con la diretta interessata, colei che ha vinto? Eccolo qua, per favore. Guarda, sono stati dei momenti pazzeschi davvero. Io non pensavo il 2020 e tra l'altro è stata una delle annate più dure per fare tale e quale, perché poi immagina in piena pandemia con trucco, parrucco, tamponi continui, la paura di prendersi il Covid, Carlo Conti che si è preso il Covid. Blocca, applauso! Fammi vedere l'immagine, la schermata finale, perché Lidia Schillaci vince tale e quale 2020 e ce l'ho qui! Sono felice, che esperienza meravigliosa. Devo dire, un macello abbiamo fatto, cioè è stato difficile portarla a termine, devo dire la verità, tale quale quest'anno non è stato come l'anno scorso. Io ho fatto l'edizione del 2019 e quella del 2020 mi ha portato fortuna, però veramente, forse anche il fatto che eravamo sempre sul pezzo, come dire, però è stato veramente bellissimo. Grande Carlo Conti, ovviamente, Grande, davvero. una grande tua performance, perché poi le tue performance, Lady Gaga soprattutto, non so se stasera ci regalerà qualcosa.
ci regalerà qualcosa, quindi Dai, state sì, con dai. noi perché tra poco Lider Schillaci sicuramente ci farà un regalo questa serata di giovedì o di venerdì o di sabato, dipende quando guardate la trasmissione. Dipende quando guardate la trasmissione, Giambrone e Martilotti litigate. No, commentavamo l'esibizione di Lidia. Sì. Ha fatto una Lady Gaga, io ero là in lacrime perché io amo Lady Spettacolare. Gaga e vista fatta da lei. Ma dai, faceva così, guarda, te lo faccio un pezzettino così live, a cappella. I'm of the deep watches a diver, I never meet the ground. Fantastica. Ragazzi, tutto questo live a Sicily On Air. Tu devi cantare tra poco, lo so che... lo so. Io non posso cantare dopo Lidia Schillaci, scusate. Perché... Senti, ma tu e Tiziana Martilotti da quanto tempo collaborate insieme? La nostra è un'amicizia storica intanto di più di 12-13 anni. Lavoriamo insieme da subito dopo, da un 10 anni, 9-10 anni. Devo dire che la sintonia è stata immediata perché siamo entrambi folli, ognuno a modo suo. Io più pazzoridda, però questo è sicuro. Fuori di testa. Però c'è una sicuramente. cosa che vi accomuna molto e sono contento perché è un'altra tematica. Abbiamo parlato di donne in questa stagione, abbiamo parlato di teatri, di chiusure, di arte, il sociale e soprattutto la disabilità. Tra l'altro è in corso in questo momento una bellissima manifestazione a Castellammare del Golfo, proprio che abbraccia i diversamente abili con lo sport, è bellissima. Io sono molto legato a questa tematica e voi avete a che fare ogni giorno con tanti bambini, è vero Tiziana? Allora, qui è il nostro pezzo di cuore. Noi a gennaio, col supporto dei genitori di questi ragazzi che seguiamo da anni, alcuni di loro, abbiamo avuto l'idea di creare Archelab. Archelab è un'associazione culturale, gli insegnanti e i fondatori siamo io, Giuseppe Giambrone e il maestro di canto Daniele Restivo, grazie anche a Orazio Bottiglieri che ci ha dato quell'input per iniziare ed ha appoggiato in pieno questo progetto e noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro in maniera indipendente. In realtà non è un lavoro, in realtà è molto di più. Noi lì ci troviamo nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste, che sono loro che, io ho sempre detto, ci hanno sempre restituito un cuore. I nostri ragazzi hanno intanto voglia di imparare, quindi i professionisti, sai, a volte sbuffano, si lamentano, devono provare, si stancano, loro no, loro si impegnano quotidianamente. Tra l'altro, se non sbaglio, è una settimana importante per noi perché domenica è il 23 maggio, sono passati 29 anni dalla strage di Capaci, quindi il nostro pensiero va a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta. I bambini, come non ricordare naturalmente questa incredibile, drammatica esplosione durante l'autostrada di Capaci. I bambini sono molto sensibili, credo, se non sbaglio c'è qualcosa proprio in ottica del 23 Domenica maggio. esce un tributo, da parte dei nostri ragazzi, è la prima volta che dei ragazzi speciali offrono un loro pensiero a dei personaggi come Falcone e Borsellino che per loro sono dei supereroi. Per cui con l'intenzione... Sei emozionata, Sì, sono emozionata perché li amo. Tutte le volte che parliamo di loro noi ci emozioniamo, quindi Grazie bella cosa. mille e salutiamo tutte le famiglie, soprattutto perché la Assolutamente. cosa importante è Assolutamente. salutare le famiglie di questi bambini speciali. Allora, io intanto vi voglio, perché la sicilianità è dovunque, non solo in Sicilia ma anche in giro per l'Italia. Qualche settimana fa abbiamo avuto Dario Spada, che è voce di Radio 105 del pomeriggio, 105 Music and Cars. Invece durante la giornata di Dimensione Suono Roma, che è la radio, una delle radio del gruppo RDS, Radio Dimensione Suono, c'è una grande amica, cuoricino, 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 per una delle... Dallo studio di Dimensione Suono Roma, Giulia Teri. Ciao Giulia! Ciao Giulia, come stai? Buonasera a tutti, io sto bene, grazie, saluto gli ospiti del tuo salotto, saluto il maestro, saluto te, saluto anche la tua camicia, che è bellissima. Ah, ti piace? Ti piace? Ormai tu sei romana, ormai sei romana. Senti, allora intanto Giulia, è uscito un articolo qualche settimana fa su una rivista molto importante, Sì. è vero, quale? Sì,
I Love, ovviamente, quale poteva essere una delle più belle testate giornalistiche, Love Sicilia. Sono stata intervistata, anzi ho fatto una piacevole chiacchierata con Lillo Maiolino, che mi ha accompagnata in un racconto che forse sai come sono i giornalisti, no? All'inizio tentano piano piano di farti aprire e poi boom, esplode la tua vita. Infatti poi lui è stato molto molto bravo a raccontarla e ad esprimere effettivamente il sacrificio, ma anche il piacere adesso di essere qui. Senti, tu sei in onda ormai da insomma, quasi un anno, se non sbaglio, se non di più, su Dimensione Suono Roma. Allora, io ho iniziato, scusami se ti correggo, ma è Dimensione Suono Soft, fa Soft, sempre scusami, parte del perdona, gruppo. stessa famiglia, io... Un problema perché Dimensione Suono Roma è al È piano, al piano di sopra, noi- lo so. Esatto. E gli amici di RDS stanno all'ultimo piano? Vabbè, ai piani alti c'è il Piani alti. network, ci sta, ed è giusto che sia così. Io ho iniziato nel 2019 solo durante il weekend, quindi venerdì sera prendevo un volo da Palermo, sabato mattina ero qui, facevo la mattina, facevo l'alba dalle 6 alle 11 e la domenica dalle 7 alle 12 e poi un altro aereo mi riportava a casa a Palermo e lì tu sai benissimo che facendo un altro lavoro durante tutta la settimana, io per un anno praticamente 7 giorni su 7 ho Poi sempre lavorato. hai deciso di fermata. mollare il tuo lavoro, infatti la rivista ha scritto di questo, tu hai mollato tutto, hai mollato il lavoro che facevi a Palermo e ti sei trasferito a Roma. Sì, detta così sembra facile, però è stato un po' più complicato, nel senso che si sono insomma scatenate una serie di situazioni che hanno fatto sì che io accettassi una loro proposta, perché inizialmente appunto era solo per il weekend e poi mi hanno proposto la fascia giornaliera. Quindi a quel punto entrambe le cose non conciliavano, il trasferimento, il part-time, insomma c'erano in ballo un po' di situazioni, ho detto sapete che c'è, ho l'età che ho. Sono sempre stata una brava ragazza, boom, cambiamo un po' i ritmi e tutto. Sì, la vita poi in generale di conseguenza. Ho cambiato città, ho cambiato casa, ho cambiato lavoro. Tutto, hai cambiato tutto, adesso sei in onda su Dimensione Suono Soft, che è una delle comunque radio più ascoltate del centro Italia, del gruppo RDS. Vai in onda quando? Così quando siamo nel centro Italia, quando siamo nella capitale, insomma, ti ascoltiamo. Allora, intanto potete ascoltarlo tramite il sito in streaming www.dimensionesonosoft.it oppure tramite l'app, è facilissima, scaricarla, è gratuita così in qualsiasi momento dal cellulare piuttosto che dall'iPad. Quando vai in onda? Vado in onda lunedì, venerdì dalle 17 alle 21, il sabato mattina dalle 6 del mattino fino alle 9. Un bel contratto, no? Dico, nel senso che complimenti Giulia. Ovviamente... Manca solo che io possa dormire qui con un lettino. Però questo è lo studio, scusa, questo è lo studio di Dimensione Suono Soft, quindi siamo dentro uno degli studi di RDS. Esatto, bello, ci tenevo proprio a farvi vedere il nostro quartier generale, noi ci facciamo anche diretta, facciamo regia, facciamo io personalmente creo anche tutti i contenuti del Good Life, che è una rubrica che trattiamo, è un po' il mood di tutta Dimensione Suono Soft, si parla di benessere, si parla... Senti, adesso tu c'è il coprifuoco che è spostato alle 23, abbiamo potuto fare questo collegamento perché tu adesso hai fatto questo collegamento per me, perché noi ci vogliamo bene, dimmi quanto mi ami. Guarda, la prima notizia che ho ascoltato tramite il GR ed è stato del coprifuoco, non avevo capito bene se martedì o mercoledì dalla mezzanotte, però ho detto comunque giovedì devo chiamare Vincenzo, finalmente ci colleghiamo. Peccato che sono sposato. Finendo le dirette alle 21, Già dato. Senti, ti voglio bene tanto, tu lo sai. Meno male che mia moglie credo a quest'ora dorme. Comunque... Io voglio aggiungere solamente una cosa e poi vi saluto, vi lascio al tuo programma. Chi? Ah, non è vero che... Voglio aggiungere solamente una piccola cosa prima di salutarti e lasciarti al tuo meraviglioso programma. Io ho iniziato con te, non so se molti lo sanno, abbiamo iniziato insieme a Radio Action, non abbiamo per motivi, insomma così, diciamo di orari, fatto le dirette insieme, però tante esterne, tanti lavori. Ti ho inventato io? Ti ho inventato io? Quasi? Quasi. Cioè, nel senso, io ho contribuito al tuo successo a Dimensione Suono Soft, adesso sei là. Giulia Teri, un applauso da parte nostra, dai nostri ospiti. Grazie. In bocca al lupo e continua così. Viva Giulia Teri, viva la Sicilia, a Roma! Ciao Giulia, ciao Giulietta, ciao Giulia, cuore, c'è lo spot, cuore. Mi ha chiamato mia moglie, mandiamo uno spot che me la discuto con mia moglie, manda uno spot perché discuto con mia moglie, per favore, dai.
Spot, grazie, regia, spot. Live, io compro Siciliano, Sicily On Air su tutte le piattaforme e salutiamo chi ci segue in questo momento su tutte le televisioni che ci mandano in onda durante la settimana, in diretta il giovedì ancora per altre 3 puntate. In questo momento gente che è andata via, gente che ha cambiato, gente che ha deciso di mollare tutto per cambiare vita come Federica Terrana, perché mi diceva adesso, ma a quanto pare è successa una cosa analoga come la Giulia Teri che abbiamo sentito prima, è vero? Sì, è vero, però... me lo dica, spoileri qualcosa, mi faccia qualche gossip, mi crea lo scoop, mi dica. Anch'io ho lasciato anni fa il mio lavoro, sempre nell'ambito giornalistico, per creare, ho creato la testata giornalistica orogastronomico.it, da qua poi mi si è aperto un mondo, ho lasciato il mio lavoro, un lavoro insomma a contratto per fare la libera professione e quindi creare questa testata giornalistica dove racconto tutte le eccellenze siciliane. Infatti se vi collegate su orogastronomico.it vedete itinerari di gusto, tant'è che per ora col lockdown mi sono dovuta fermare, però ripartirò a breve per provare tutte le esperienze culinarie, quindi gastronomiche. Con tanti imprenditori, tanti brand importanti. Tanti brand importanti, ho in parallelo anche un'agenzia di comunicazione dove seguo che sia si chiama? alberghi. No, sono io sono la mia agenzia di comunicazione, sempre Orogastronomico, dove appunto cerco di far conoscere quello che sono tutte le realtà siciliane e non anche italiane, ma soprattutto porto avanti la nostra Sicilia. E se vi collegate su orogastronomico.it, quindi ci sono news ed eventi, quindi quotidianamente il sito è aggiornato, itinerari di gusto. Sentite, collegate, anche quando siete in diretta con noi, www da un'altra parte, vi collegate con orogastronomico.it, ma anche seguite i canali social Facebook e Instagram dove raccontiamo attraverso itinerari di gusto. Tanti anni a TGS, si vede che ha fatto TGS tanti anni. Tantissimi anni. Hai fatto la mattina, hai fatto Video Mediterraneo Sat. Sì, sì, ho iniziato con Video Mediterraneo Sat nel lontano 2003. Lontano, lo dicano. Ero appena nata. Era appena nata, proprio, ha cominciato giovane, la Terrana. In carrozzina, mia madre mi Federica Terrana, fate l'applauso, regia, fate l'applauso. Un applauso a voi, grazie. Posso averti qua per favore al centro palco? Molto volentieri. Alessandro, molto volentieri. Per caso si trova un microfono? Per caso, io non volevo avere in prima serata insomma Lidia Schiavi che cantava, perché insomma so che magari io non ti posso ancora cantare il nuovo singolo che uscirà tra poco. Quando? Questo lo vogliamo, lo posso dire. Ancora non posso dirti la data, però diciamo pressappoco. C'è un nuovo singolo di Lidia Schiavi. Pressappoco all'inizio di giugno, ecco, dai, questo te lo posso dire, con la collaborazione di Pippo Caballà, Gianfabi Production ovviamente, Vincenza Cirillo, e Christian Rigano che ha fatto la produzione del singolo, dell'album. Quindi ci dobbiamo aspettare l'estate con la tua nuova canzone. Insomma, un bel po' di persone che si sono riunite per fare questa cosa, e adesso questo progetto, per seguire questo progetto. Cosa ci regali? Io non lo so, io improvviso. Improvvisi? Improvviso. Va bene, Dai. Per favore atmosfera Sicily On Air, Lidia Schillaci live in esclusiva, maestro a responsabilità, prego. You don't know what I'm feeling. I'm known
Schillaci live a Sicily on Air. Grande, bravissima, grazie mille, Grazie mille, grazie davvero. Voglio morire, Grazie, voglio maestro. morire, lo dici Giambrone, Non lo è dici. inutile che mi guardi. Giambrone, tocca a lei tra poco, tra poco tocca a lei, voglio morire. Si scaldi le corde, le Sì, no, ugule, vabbè. le ugule. Cioè, lei ha cantato e la mia voce se n'è andata. Senta, io devo andata. presentare altre due donne siciliane che si stanno preparando dietro le quinte, guardate, dietro le quinte, la nostra redazione Sonia e Marzia. Che c'è? Che volete? Fanno segnali? Non lo so. Ma stasera Gera, tra l'altro salutiamo Grasso Occhiali, che è un nostro partner, non so se stasera Gera è qua, Gera di Mussomeli, Tiziana, di qualcosa a Gera di Mussomeli. Per te, tanto le nostre siciliane che si stanno preparando, guardate, ballano, tra l'altro si sono attrici, registe, di tutto. Gera, cosa pensa della trasmissione che sta, insomma... Allora Gera è, diciamo, felice di essere qui questa sera, emozionatissima, come disse Giambrone mi viene il rovesciato. Non è vero, ma non dica così. Tutti! Ma non dica così. No. Gera, per cortesia, io Sì. l'ho invitata stasera lei da Mussomeli qua. Sono emozionata perché ho visto lei che è buono da morire. No, veramente, È veramente, buono, sono è veramente buono. Allora, mi deve presentare adesso il Sgabelli Alessandro per cortesia, vado qua da Gera di Mussomeli. Gera deve presentare, deve presentare. Giulia, allora signore anche e qua, signori, tutte e due, Sì, sono dietro le ok. quinte, le saluti, le Allora, saluti. Buonasera signorine, Sono siete dietro, le chiami bellissime, dietro le sì. quinte, sono dietro le Stanno quinte. dietro le quinte, Inquadriamole dietro le quinte. Signori e signori, e Ecco. ladies and gentlemen, Gentlemen, ecco. Giulia Guastella e Roberto Arnona! Prego, comodate, donne, prego, se comodi. Vuole gli occhiali? Vuole provare gli occhiali? Anche lei Terrana li prova e sarà felice il nostro partner, il nostro sponsor, sono bellissime. Quasi Le quasi ci piacciono? faccio un pensierino. Le piace? sì. Scusate le spalle, perché insomma abbiamo un parterre, benvenute Roberta e Grazie. No, questi sì, anche questi sono... vabbè, devo dire che c'è stata una bella atmosfera qua, sia Giulia che Roberta, insomma, vi siete trovati bene? Benissimo, non ce ne vogliamo andare più. Possiamo fare Marzullo la notte. Allora, la sicilianità, dicevamo prima, insomma, parliamo di arte, di cinema soprattutto, ma anche di cultura, di letteratura, di libri, cara Arnone. Sì. Ecco, abbiamo qualcosa, se possiamo vedere nel frattempo e commentiamo che riguarda come si chiama in inglese? La maledizione dell'ultimo regista, poi ti Vediamo? spiego perché. Abbiamo Sì. l'audio, lo stanno sentendo? Sentiamolo. Castello di Falconara, in provincia di Caltanissetta, dove sono nata. Ecco. Castello proprio siculo. Castello Siculo. Doc. Questo è una sorta di spot per il libro. Sì, si chiama book trailer. Come ci sono i trailer per i film, ci sono adesso i trailer per i libri. Per capire un po'. di ansia. Esatto, perché è un giallo, è un thriller chiaramente, quindi qua Ecco. fanno tutti i cabaret, io invece sono l'unica tragica della serata. Tragica. Come si chiama allora il romanzo che tra poco vedremo naturalmente? Eccolo qua che si La compone. maledizione dell'ultimo regista. La maledizione dell'ultimo regista. Sì, perché siccome io faccio anche cinema, Sì. in questo libro ho voluto Sì. coniugare un po' il thriller, che è il mio genere Sì. ovviamente, con il cinema. Bene. Quindi è la storia di due registi che arrivano vogliono girare in questa location, in questo castello, questo film, e succedono delle cose molto particolari, anche Misteriose. perché il personaggio attorno al quale ruota la storia è Cagliostro, siciliano, doc, anche quello. E poi in questo libro comunque ci sono tanti spunti sulla Sicilia, perché ci sono anche delle ricette, ecco, a proposito della Federica. Che ricette ci sono? Ci sono delle ricette, no, sono tutte segrete, no, bisogna leggere il libro, non le maledette, non le posso assolutamente svelare. Ma smetta, già c'ho l'ansia, già sto promuovendo questo libro e c'ho l'ansia, capito? Ma così mi fai una pubblicità negativa! Oddio! Ma no, è un libro, è molto bello,
bello, interessante, ci sono i tarocchi in mezzo. Sì, tarocchi, tutte cose. Come finisce il romanzo? Lo possiamo lo posso dire perché muore il maggiordomo. Non c'è il maggiordomo, non c'è, però non lo dico io. Sì. E poi volevo dire un'altra cosa, così poi passiamo la parola a Giulia, che mi sembra giusto. Sì, per quanto riguarda il film, dicevo che mi occupo anche di cinema. Ho appena finito di girare un film, un corto che si chiama Bacio, che in questo momento ne abbiamo bisogno tanto di baci. Per la regia mia e del mio amico e collega Tony Morgan, che saluto. Lui ha fatto tanti film negli anni 70 anche con Monicelli, ma spettacolo eccetera. Per la produzione di Jacopo Dotti della Revolux Studio di Padova, un giovanissimo produttore veramente molto bravo con tutto il suo staff, e ci sono stati anche degli artisti, degli attori siciliani, sono saliti. Allora, lei doveva essere lei doveva essere la protagonista principale, esattamente, e mi ha abbandonato. Lei che ha fatto? Egregiamente sostituita. Sì, non mi litigate però. Lei perché se n'è andata? Lei se n'è andata dal film o non c'è stata proprio? No, non ho potuto perché purtroppo mi hanno messo un altro impegno all'ultimo. Che le hanno messo? Non posso dirlo. Non può dirlo? No. Non posso spoilerare, insomma, ha preferito altro. No, assolutamente. Ci sono incroci. Comunque altri tre ragazzi giovanissimi da 8 anni a 16 anni sono saliti a Padova per girare questo film che ha tanto di sicilianità. Quando lo vedremo? Adesso il produttore spero che faccia presto per il montaggio. Entro il 2021. Sì, assolutamente. Come si chiamerà? Bacio, scusi, Bacio. No. È l'amore, non dica ancora sto bacio perché io ho già preso da... Bacio. Ha capito? Bacio sotto tanti aspetti. Preso dalla mia funzione. Preso dalla... C'è sempre sua moglie. C'è sempre mia moglie, penso a quest'ora. Mia moglie lei ha seguito che mia moglie dormiva, va bene. Arnone, mi racconta, lei regista, lei cinema, fa cose. E io già mi sono fatta il film. Ma veramente? Vabbè, io non ho mai fatto un film, potrei fare un film tipo... La moglie maledetta. Via al convento. La moglie in pigiama. La moglie a casa. Benissimo, io penso che il divorzio... Allora, detto questo, insomma, vediamo anche la Guastella. Abbiamo qualcosa che riguarda la Guastella? Qualche immagine che possiamo commentare? Sì, dai. Ecco qua, commentiamo, lei fa di tutto e di più, insomma. Sì, allora io sono un'attrice e come potete vedere questa Da dove? Da Ragusa, dalla punta più a sud della Sicilia. Bene. E dell'Italia, devo dire. E potete vedere le mie doti canore anche qui. Favolose. Io ho scritto uno spettacolo che si chiama Idonea ma non ammessa, come potete vedere. Idonea ma non ammessa. E fa capire già un po' come è andata, insomma, la mia carriera, all'inizio della mia carriera. E qui ci sono un po' di spezzoni del teatro che faccio. Io sono essenzialmente comica, però ultimamente sto scoprendo anche tante doti drammatiche, soprattutto per il periodo. Mi incuriosisce Guastella. Sì, anch'io mi incuriosisco da sola. No, mi piace. Vabbè, appunto, dopo che appunto ho provato, diciamo, nelle accademie e non entravo in queste accademie, perché incredibile? No, incredibile come non entrava. Infatti, bisogna sempre entrare. Adesso invece? Adesso? No, è per l'appunto. E varietà. Giambrone, varietà. Scatenato. E varietà. Stasera sono scatenato. La camicia fuori. Faccio un po' di... Buonasera, benvenuti. Questo è Sissi Leone, il programma di varietà del giovedì sera. Noi teniamo compagnia sempre, in questo momento con Arnone e Guastella, 2 attrici, registe. Guarda che abbiamo anche un nome comunque, non siamo a scuola. Ho capito, ma lei ha capito che spettacolo. Ho capito che te lo sei scordato. Io mi chiamo Roberta e lei si chiama Giulia. No, lo so benissimo. Okay. In televisione fa molto share dire cognomi, ha capito? Come lo Arnone mi ricordo Guastella alle elementari. Oddio, Arnone ero la prima, capito? Sì. Mi è rimasto qua. È vero. Arnone interrogata. Vabbè, scusami perché mi perdo. Allora, che cosa è successo? Non sono entrata, allora i miei insegnanti di teatro, che perché voglio riconnettermi al fatto che grazie alla Sicilia, devo dire, grazie alla mia terra, sono potuta andare avanti perché io avevo il pallino che comunque dovevo riuscire fuori, cioè dovevo entrare nelle accademie a Roma, a Milano, volevo andare a New York, comunque avevo sempre quest'ansia di uscire, quando in realtà però capivo che non era quella la mia strada, perché già quello che mi succedeva, quello che avevo vissuto, perché io faccio teatro da
quando ho 9 anni. E era molto comico, era un materiale molto forte. Allora i miei insegnanti di teatro a Ragusa mi dissero: ma perché non scrivi uno spettacolo tu? Giusto. Ho detto io, ma che Dio? Quindi? Alla fine l'ho scritto, basta, è andato in giro per l'Italia, in Svizzera, anche qui. No, a Palermo no. Con tutte le caciotte però. E infatti lo si farò. portava le caciotte da Le ragù. caciotte. Perché se no non Ma che entrava. sta Se no dicendo? non entrava con le caciotte. Roberto, con le scusa, caciotte chiamo entrava. Roberto, hai stato io, le caciotte. Sei in A prima Ragusa, serata. ma tu sei stato mai a Ragusa? Sì, sono Conosci stato. le scacce, le caciotte, Sì, il caciocavallo. ho capito, ma sei in prima E se no serata. come entrava? Dica les fromage, devi dire les fromage, qualcosa in francese, perché fa molto prima serata, fa cher, hai capito? La caciotte. La caciotte. La caciotte. Arnone, ma chi me l'ha fatto fare? Questa è la... Dobbiamo provare. Io scrivo libri Sì. gialli, Se volete continuiamo tipo Marzullo. E allora, buonasera, benvenuto in porta a porta, Arnone Questella. Allora, Noi non ce ne andiamo più. allora sì, che abbiamo pubblicità, abbiamo mezz'ora di pubblicità. E allora, dica al pubblico qualcosa per salutarci più che altro. capito? Allora, una bella frase che mi hanno, Ah, una che bella mi hanno frase. detto, che ho scritto io ma non me lo ricordavo. Quindi? Bisogna farcela da soli, ma non bisogna essere soli. E questa la Sicilia ce lo dà sempre. Il potere. Brava Giulia! Signore e signori, alzatevi in piedi, grazie. Ecco qua. No, alzatevi in piedi perché vi voglio omaggiare. Vedi, avvicinatevi, tanto siamo tamponati. Ecco qua, questa è la Sicilia che mi piace. Cultura, cinema, siamo molto vicini, devo dire, in tempi così, però... Bacio, il film Bacio. Guardate il film Bacio. Guardate il film Bacio e seguitele anche, naturalmente, sempre anche sui social. Che devo fare? Devo andare... Vabbè, io vi saluto perché vado al barman, va bene? Voi tanto non bevete. Non bevete No, perché- basta. Matteo, salvaci tu! Salutiamo con un applauso i nostri ospiti, grazie. E complimenti! Ecco, grazie mille, grazie. Matteo! Brave, Sì. brave. Sì, Matteo, allora questo cocktail a che punto è? Hai shakerato? Il cocktail è pronto, in più abbiamo bordato il bicchiere con del caffè in polvere. Sì. Quindi abbiamo dato appunto questo contrasto rispetto a tutti gli altri ingredienti. Ora lo shakeriamo così potete assaggiare. Shakera i fianchi. E ci Shakera i dite fianchi anche tipo se Shakira, tipo attraente, tipo vampira. è di vostro gradimento Ti ricordi? o meno. Yabadabadoo. Shakera. Che idea? Quale idea? Non vedi? A chi? A Flamino Mafia? A lui? Matteo? Mi sento Sì? un pazzo stasera, mi sento Matteo, mi senti Matteo? Sì, ti sento, Senti, Vincenzo. ma è vero che la Terrana ti ha intervistato? È vero che la Terrana ti ha intervistato? Ma io e la Terrana ci conosciamo da un sacco di Ma che tempo fa, se e ne sì, va? è vero, Ma che mi ha fa, se ne va? intervistato, è verissimo. Beh, Più è di una un volta programma di anche. pazzi. Ha shakerato? Sembriamo in Sì, studi qua tipo tu stiamo all'Elios versando. di via Tiburtina, io qua in via San Lorenzo. Senta, No. ha shakerato Matteo? Sì, è pronto il È drink. pronto? Ho l'acquolina in bocca. Andiamo a profumare con un po' di oli essenziali di limone. Sì. Senta, ma Ed è pronto. è pronto. Come si chiama? Come si chiama? Shocking in My Town. Shock in My Town? Nonché Omaggio a canzone Mauro Battiato. famosissima Shock di in Franco My Battiato. Town. Ti solleverò. Dai percorsi gravitazionali. Tu la devi Andiamo. cantare, no? Non me la ricordo, me la manco ricordo, io, me la ricordo, Ora. me la ricordo tutta perché sennò faccio brutta figura. Allora, perché adesso? Matteo! Presente, Apritevi il collegamento con Matteo! Rimane là fino alla fine. Prontissimo, Che ore qua sono? il drink è Che ore sono? pronto. Sei in diretta, che ore sono? Abbiamo decorato tra l'altro. Ciao, ce la facciamo perché adesso poi arriva Jack con Jack the Sunlight, ma prima venga qua, Jack si prepara perché Io intanto pure mi preparo coi fogli. ha bisogno del leggio? Ho bisogno di un leggio, esatto. Ma dai! Allora, perché tu devi sapere, qua Lidia mi può confermare, quando si presenta un singolo nuovo, in sì. genere si canta in playback. È vero. La prima volta, Sì. generale. Tu no, perché sei bravissima. Sì, ma io si avvicini. Però alcuni abbiamo bisogno di cantare in playback. Invece lui no, mi deve fare cantare in diretta. In diretta. E grazie tesoro. E quindi la diretta a me mi stressa. E quindi ho È bisogno vero di che, leggio. è vero che è un successo comunque, perché questo è un successo meraviglioso. Sì, vabbè, partiamo è una parodia, È una ovviamente. parodia, lo so. La canzone originale è di Jason Derulo. Jason Derulo. Sì. Dice, ma è famoso. Jason Derulo è famoso. Lei l'ha fatta, la canzone si intitola, il titolo originale qual è? Se la ricorda? Sì, certo, l'ho scritta io, diciamo. Sì.
Com'è il titolo originale? Com'è? Titolo lei l'ha fatta diventare. Allora io l'ho fatto dire un tarugno ca. Okay. Benissimo, quindi salutiamo tutto il pubblico che per la prima volta ovviamente. Me la dai o no il titolo? Me la dai o no? Esatto. Non lo volevo dire. Siamo in fascia protetta. Esatto. No, questo era no. Questo era perché. La pro se n'è andata, siamo in fascia tetta. Ecco. Lei è pronto? Sono prontissimo. Lei è pronto? E allora, maestro, aiutami. Musica! Mi raccomando. Vada! Perché ci sono Jack Starlight Ti vedo sempre passare, io ti volessi parlare di mare, di frutta, anche se un po' mi butta. Tu non mi vuoi cagare e dai ti vuoi fermare. Sto male, ma male, una cosa io da dire. Me la dai, 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 oh no. Me la dai, me la dai, me la dai, io stai morendo. Me la dai, me la dai, me la dai, me la dai, io morto sono. Ti prego non mi dire di no. Non me la vuoi dare, ma non t'annacare. Tu mi fai impazzire, io potrei intusciare. Che mi sento male, mi vieni a rovesciare. Sei bella di morire, tu mi fai morire, tu mi fai impazzire. Vai maestro. Un tarugno ca, un tarugno da. Ma chi puridia, crasco chi camorria. Non mi disturbar, sai che devi far. A mano e lavatrice e sarai felice. Finale. Sai che devi far. In mano o in lavatrice e sarai Al Teatro Massimo? Sì, io volevo arrivare a questo. Lei ha cantato al Teatro Massimo. Io sono stato uno dei pochi cabarettisti scelto apposta per un'opera lirica. Lei ha fatto Loca. Ho fatto Loca. Loca del Cairo, quindi scelto da Davide Nia, un grande artista. Scusi se rido. Secondo te, scusa. Scusi se rido, Loca del Cairo. Di Mozart. Io mi inchino. Benissimo. Allora, cercavano un comico. Lo manteniamo qua LG oppure me lo porta? Grazie Alessandro, la ringrazio che Portati pure il testo, ripassatelo. Ok, perfetto, benissimo. Quindi sì, questa sì. Non volevo avere le spalle allora. Posare, grazie. Un applauso a chi la sta lavorando. Io ho avuto questa grande fama. Ma non sai che sei sexy, tesoro? Lei stava dicendo che ho avuto questa grande opportunità. Tra l'altro è entrata una dimensione completamente diversa dalla nostra. Perché ovviamente al Teatro Massimo tu arrivi, per le prove dovevi posare il telefonino e toccarlo dopo 7 ore, perché erano 7 ore di prova al giorno, 8 ore, quindi io ho dovuto prendere anche aspettative in ufficio perché devo provare. Ha avuto successo? Ha avuto successo, sì, una cosa molto Loca del Cairo. Sì, e io ero loco ovviamente, quindi. Giuseppe Giambrone, un applauso. Benissimo, adesso quando finisce la puntata? Quanto dura la puntata? No, 65, 70. Benissimo, adesso abbiamo uno spot perché poi parliamo di musica seria, perché abbiamo Jack the Starlight, parliamo di una band tra le più conosciute in Sicilia, from Palermo abbiamo lo spot, se non sbaglio è Campus, che salutiamo. Amici, studiate! Prego. Non ti sei mai iscritto all'università? Hai interrotto gli studi universitari? Vuoi risparmiare tempo e denaro? Allora non esitare, il Consorzio Universitario Unicurs e l'Università e Campus sono la soluzione che fanno per te. Richiedi il tuo orientamento universitario in videoconferenza e comodamente da casa tua. Io resto a casa e ho tutto online. Piano personalizzato di studi e iscrizione online. Lezioni da casa in modalità e-learning con computer, tablet o smartphone. Un tutor personale sempre con me in tutte le fasi di studio. Ed esami online comodamente da casa. Un team di esperti in videoconferenza è pronto a guidarti sul tuo orientamento universitario, offrendoti la migliore soluzione. Ci trovi a Palermo, in via Altofonte 77.
contattaci al 338 84 14 588 o inviaci un'email a rmscuolacampus@libero.it. Zero, siete tornati? Siete ancora qui? Cuori! Bentornati dopo la pubblicità, altri 60 secondi, no, non ne abbiamo, adesso invece la musica protagonista perché abbiamo, ecco, grazie, belle, devo dire abbiamo tanti operatori stasera, adesso vediamo dietro le quinte perché io adoro i Jack, mamma mia, oh, è una parte di Jack and the Starlighter che abbiamo qua stasera, jingle, facciamo entrare Gioacchino con Danilo, ladies and gentlemen, welcome to Sicily. Prego, lei non sa ballare, si accomodi. Perdonate, ma funziona? Saro, funziona? È il microfono vero? Cioè, non so perché. No, funziona, mi dico alla regia, ditemi voi se va. No, funziona. Prova, hai visto che si sente. Buonasera a tutti e grazie di averci. Scusate le spalle, dicevo. Scusate, noi non abbiamo molto da uomini, però. Sì. E allora, questo se lo tenga. Allora, grazie di essere qua, perché siamo qua? Perché sei qua? No, a parte che vi voglio bene, Danilo, intanto benvenuto, un altro componente, salutiamo tutti gli altri dei Starlight. Mancano Dario e Fabrizio, vabbè, per ovvi motivi, perché siamo tanti, quindi comunque, però col cuore sono qui loro. Dovete sapere che loro rappresenteranno la Sicilia insieme a altre componenti siciliane, però a noi ci stanno a cuore al prossimo Sanremo Rock. Sanremo Rock! Non lo sapevi. Ah, non eri stato informato. Vabbè, adesso lo sai, te lo diciamo in diretta. Lei non lo sa? No. Quando? Allora, dimmi quando. No, noi siamo stati selezionati tra gli 8 finalisti regionali e nelle prime 2 settimane di luglio faremo le finali a Catania e poi, se tutto va bene, si va all'Ariston di Meraviglia. Sanremo. Senti, tu hai fatto un programma di successo in streaming, lo dobbiamo dire, perché da un programma streaming a un altro streaming. Ed è bellissimo perché intanto lo staff è molto simile, cioè abbiamo i nostri davvero, qua. guarda che sì. Ecco. Ed è bellissimo, guarda dov'è lì. Ed è stata una di quelle cose che ci ha dato veramente forza di continuare. Sì. Ci ha dato forza di continuare in un periodo che tutti abbiamo vissuto in maniera tragica. Il programma? È Delivery Streaming Show. Tutti gli artisti sono stati molto penalizzati e noi abbiamo preferito combattere questa pandemia creando qualcosa che potesse, diciamo, avvicinare tutti gli ascoltatori e convincerli a non uscire da casa in quel periodo che ovviamente ci aveva un po', ci ha provato a tutti, però devo dire che dopo i momenti brutti, che sono quelli che ci hanno fatto stare a casa, non pensare, poi io almeno ho iniziato a scrivere, ho iniziato a scoprire questa parte introspettiva che poi oppure abbiamo iniziato a scrivere delle cose. Insomma, i Jack sono in salute, i Jack del Starlight sono in salute, quindi fase finale Sanremo Rock a Catania a luglio, noi l'abbiamo qua e stasera, insomma, voglio dire, mi farei sentire qualcosa, un po' medley. Facciamo un piccolo medley, ci divertiamo proprio così, ma giusto perché non vogliamo, cioè noi siamo dei caciaroni, quindi quello che vogliamo fare è avere... Facciamo festa? Facciamo festa. Cantiamo tutti insieme? Facciamo una canzone da cantare insieme. Facciamo una canzone da cantare insieme. Allora, partiamo da Soft e poi alla fine chiudiamo con il nostro brano che magari non conoscono tutti. Però è un brano importante. La gitana, l'ho scritto per mia moglie. L'ho scritto per moglie? Sì, la gitana, Nancy, sì. Nancy? Vabbè, chiuderemo con quello, ma apriremo con un brano conosciuto. Faccia lei. Ma perché non mi sento in spia? Eccoci qui. Vai, facciamoci gli applausi da casa. Ragazzi, cantate con noi da casa, vai. No, non verrai. L'orologio nella strada ormai corre troppo per noi. So dove sei. Tu non stai correndo qui da me. Sei rimasta con lui, le luci bianche nella notte sembrano accese per me. È tutta mia la città, tutta mia la città.
mia la città. Questa notte un uomo piange con le mani, vai! Apro gli occhi e ti penso ed ho in mente te. Ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te. Ma ho in mente te. Ogni mattina, wow wow, ed ogni sera, wow wow, ed ogni notte te. Con 24.000 baci, oggi serve perché l'amore vuole ogni istante 1000 baci, 1000 carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore d'un giorno splendido perché ogni secondo un bacio te. Niente bugie meraviglioso, frasi d'amore appassionate, ma solo baci che da te. Yeah, 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 yeah. Non servono più le parole, nei suoni, nei raggi del sole, solo fugaci silenzi che scorrono lenti ma parlano piano. Io credo che le tue emozioni sono raggi di un grande amore, scorrono nelle tue vene, si esprimono lenti, ascolta il tuo cuore. Musica e parole, vedrai ci aiuteranno. Musica e parole, vedrai ci salveranno. Son cose senza senso in questo pazzo mondo, ma sono sensazioni che vivono con noi. Ed io vorrei rubarti l'anima e respirare il tuo profumo e poi volare tra le nostre stelle che conosciamo solo noi, io e te. Ed io vorrei rubarti l'anima per poter stringerti vicino a me, ma tanto poi ritornerai, sarai la musa mia. Signori e signori, Jack The Starlight! Grazie Vincenzo. Bocca al lupo. Viva il lupo, ormai la moda è viva il lupo. Viva il lupo, viva il lupo. Ci vediamo tra poco, Grasso Occhiali intanto, ma non solo. Acquistate su Io Compro Siciliano, mi raccomando. A proposito, ultimo spot, torniamo per i saluti. State con noi, grazie. Grazie. Matteo! Ah, Vincenzo! Ciao Vincenzo, flemma incredibile. È finito? Chi lo assaggia questo cocktail? Ah, è pronto. E allora, Shock in My Town, grazie Matteo, tra l'altro ti faccio in bocca al lupo per la tua nuova esperienza in centro storico, non possiamo dire niente, però sarai in un bellissimo posto al centro storico prossimamente, vero Matteo? Ti troveremo là a fare cocktail? Sì, siamo 4 pazzi che, come ha detto Federica all'inizio, crediamo un sacco nella ripartenza della ristorazione perché è il fiore all'occhiello dell'Italia e della Sicilia, quindi... Bene, assaggia il cocktail. Assaggio Matte, io. assaggia il cocktail, Un fammi po'. vedere se rimane in vita e così poi dopo lo provo pure io. Com'è? Com'è? Perfetto. Allora lascialo là, bloccalo perché lo proverò tra poco pure io. Naturalmente... Mi aspetto al bar allora.
amico stammi vicino, anche quelle notti in cui voglio morire. È stato con noi stasera Giuseppe Giambrone, Tiziana Martilandi, Federica Terrana, favolosa giornalista bravissima, Lidia Schillasi. Grazie Lidia. stammi vicino, anche quelle notti in cui voglio morire. Ci vediamo la prossima settimana, giovedì, con tanti altri ospiti. Io compro siciliano, Sicily on Air. Buonanotte. Quella è la patatina. Finito? Ti è piaciuta? Aspetta che monto di nuovo il bancone, fingiamo di fare le...